Il conflitto a fuoco in Ucraina non accenna a deporre le armi, la pace è ancora un miraggio lontanissimo, ma il governatore di Odessa, Oleg Kipper, oggi in visita a Venezia, è fiducioso che Trump continui a dare il suo sostegno e quanto promesso, anche se le promesse fatte in campagna elettorale, dice con l'ausilio dell'interprete, andranno corroborate dai fatti. Sono state fatte molte dichiarazioni da Trump, ma sicuramente una posizione più definita sarà conosciuta dal 20 gennaio in poi, però restiamo fiduciosi che continueremo a ricevere il supporto. La presenza in Laguna della delegazione di Odessa ha fatto prima tappa a Palazzo Barbi, sede della regione, e poi nel pomeriggio ha incontrato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia con cui Odessa è gemellata, per discutere del rinnovo degli accordi che il premier Zelensky ha sottoscritto con i paesi europei, tra i quali l'Italia. Con l'occasione è stata consegnata al sindaco Brugnaro anche una delle massime onorificenze del governo ucraino. Siamo nel mezzo di una guerra non provocata, non abbiamo attaccato nessuno, ci stiamo solamente difendendo. Sicuramente posso dire con orgoglio che non abbiamo nulla di cui pentirci perché abbiamo fatto il massimo per difendere il nostro paese. L'Ucraina finora ha difeso non soltanto se stessa, ha difeso tutta l'Europa e chi non è convinto vi invitiamo, tra l'altro nella mia regione a Odessa, a vedere cosa Ruskij Mir, quindi il mondo russo, porta. E quindi se l'Ucraina non avesse difeso l'Europa finora non sapremmo come si sarebbe evoluta la situazione. In Ucraina si è evoluta in tal senso che l'80% della popolazione non ha accesso a dei servizi essenziali per l'esistenza. Su questo aspetto anche il Veneto e Venezia sono pronti a fare la loro parte per la realizzazione di un ospedale pediatrico ad Odessa. Ho parlato della costruzione di un ospedale pediatrico a Odessa e speriamo che la sua realizzazione possa avvenire già a partire dall'anno prossimo. D'altra parte noi vogliamo che questi accordi possano portare dei benefici ad entrambe le parti.